Buongiorno Italia, questo è un messaggio per tutti i nuovi iscritti o per magari ancora chi non ha visto tutti i video, quindi giustamente non conosce tutta la storia, come funziona di questo canale, no? Una sorta di tutorial all'utilizzo delle puntine del mondo. Tanto mi presento, io mi chiamo Yuri, soprannome Singano, un soprannome che mi sono autodato, Singano con la S, che assume anche tutt'altro significato rispetto a Zingaro. Sono dell'82, però no, come anni me ne sono sempre sentiti 21. Mi sembrano quei colloqui che fai tipo quando vai a lavorare per certe aziende, no? Che ti fanno quei colloqui assurdi. Vabbè, allora cos'è il canale in cui sei capitato? Di cosa parla? Allora, questo canale parla innanzitutto un po' di tutto e di più. Sostanzialmente tra le materie che spiccano maggiormente ci può essere la filosofia, psicologia, due termini, due scienze che vanno a braccetto, sono strettamente collegate tra loro. Tieni conto, filosofia, come ho già qualche volta detto, è una parola molto inflazionata e molto mal interpretata, fin dai tempi di Socrate, voglio dire, persino lui se ne lamentava. Filosofia non è il vaneggiare, non è il tirar su sermoni, ma bensì semplicemente il pensare creativo, libero, indipendente dai condizionamenti sociali. È in fondo una delle più grandi libertà, no? L'anarchia intellettuale, se non vuol dire l'essere disgraziato, farti gli orecchini tatuaggi, no? Quelli in fondo sono altri cliché che segui, no? Quindi esci da un mondo per entrarne in un altro, non so dove puoi vedere la vera libertà. Ovviamente c'è altro, si parla spesso di camper perché mi piacciono molto, dopo capirai il perché. Perché devi capirlo dopo? Non vuoi capirlo subito? Sì, dai. Allora, tra le mie 1000 cazzate e le mie 1000 follie che ho fatto nella mia vita, nella mia breve e giovane vita, ho scelto non di vivere in camper, ma di prendermi un camper come casa. Dico non vivere in camper perché lì entra in gioco anche il fattore libertà, ossia io non devo essere costretto a rispettare tutti gli stereotipi che molti assegnano ai full timer, ma faccio semplicemente quello che voglio andare a dormire 3 giorni dall'amorosa, voglio andare in albergo, voglio andare a fare un viaggio in aereo, lo faccio. Semplicemente il camper è la mia casa. Ogni tanto poi ti ci scappa qualche recensione di prodotto, le uscite con gli amici ovviamente, e poi insomma la cosa per cui è nato il canale, non tanto viaggi ma descrizioni proprio, quindi entriamo proprio nei dettagli dei posti che andiamo a visitare, addirittura anche per quanto riguarda parcheggi, rubinetti, c'è proprio tutto. Qualcuno potrà anche un po' infastidirsi a vedere i miei video dove si vede che sono che cazzeggio, mi diverto, esco con gli amici, vado in spiaggia, in montagna, sono sempre in giro. In realtà, allora io ti dico, non ho nessuno che mi mantiene, la mia vecchia casa che è chiusa, senza corrente, senza acqua, senza niente, al momento per motivi burocratici non posso darla in affitto, quindi non ho assolutamente nessun tipo di entrata. Quindi come te, come tanti, come tutti, lavoro. E mi sono scelto il lavoro dei miei sogni, uno dei lavori dei miei sogni, non quello più grande, non il più bello che potessi anelare, però comunque un lavoro che mi dà tante soddisfazioni, che è il web designer. Esattamente, hai capito. Quindi il camper non mi fa solo da casa, ma me lo sono preparato da ufficio. Esatto, io ho l'ufficio in camper, quindi mi puoi vedere quando mi vedi tipo a volte in montagna, in un'area sosta di qua, di là. Anche adesso sono disteso nell'erba in un prato, ma prima ho lavorato e anche domenica, voglio dire, e dopo probabilmente lavorerò anche dopo, hai capito? Quindi non faccio il cazzaro, diciamo, ma lavoro e mi automantengo. Sì, quello che vedi nello sfondo, sì, è quello lì il mio camper. È un camper artigianale, ovviamente preso usato per il valore che ha questo camper, per quei pochi che conoscono la marca del camper. Diciamo che è stato un prezzo assurdo quello col quale l'ho portato via, e altrimenti non avrei potuto neanche permettermelo, insomma, all'epoca. Ma lasciamo un attimo i dettagli di Singano e del suo camper, che li vedrai spesso nei video, ma parliamo invece delle puntine del mondo. Cos'è le puntine del mondo? Innanzitutto il nome. Cos'è il nome? Allora, puntine, per puntine si intendono i pin
che trovi tipo su Google Maps quando ti segni un posto, sai che ti fa quella cosina rossa, no? Con la puntina appunto, pin uguale puntina, però non potevo dire le pin del mondo, cioè no, sembra quasi una parolaccia. E allora le puntine del mondo, ma perché? C'è un secondo perché, non è così banale la scelta. Perché io fin dai tempi più remoti, ancora quando non esisteva il canale, mi segnavo in un programmino tutte le coordinate GPS, non dei posti che andavo a visitare, ma dei dettagli dei posti, che poteva essere il parcheggio bello dove trovi libero, dove è gratuito, dove c'è la fontanella, dove c'è il tavolo da picnic, dove c'è l'entrata della grotta, dove c'è la cascata, cioè, hai capito? Quindi uno anche a piedi, perché non essendo indirizzi civici ma essendo coordinate GPS, anche a piedi o in mountain bike arrivava dappertutto nel posto preciso. E quello è le puntine del mondo. Inizialmente voleva nascere come manualetto cartaceo, poi ho detto no, facciamo il sito internet, quindi è nato il sito internet. Subito dopo è nato il canale che parlava appunto di questi posti, perché oltre a tutti i dettagli e le mappe ci allegavo anche il video. E poi col tempo ho visto insomma che i follower, che si chiamano tu, perché a me piace, come fanno tanti, parlare in prima persona alla gente, quindi giustamente, cioè, l'obiettivo della telecamera è uno, quindi sto parlando a uno, tu mi stai guardando, sei uno, quindi sto parlando con te, però ho detto diciamo tu. Una volta dicevo follower, fan, però dopo inconsciamente mi suonava brutto, sembrava, non so, un qualcosa di arrogante, allora trasformavo fan in ventole, perché fan in inglese significa ventola, però anche là non mi piaceva, alla fine il tu, semplicemente un tu come lo sono io, quindi delle persone normali, tutti uguali, respiriamo tutti allo stesso modo. Ti ho detto prima del sito, allora il sito lo puoi raggiungere all'indirizzo www.lepuntinedelmondo.it, magari dopo il www mettici anche un punto, giusto per essere pignoli, precisini, e lì nel sito trovi di tutto inerente ai viaggi, ovviamente ai posti, ma la cosa interessante è che già nella prima pagina trovi una mega mappa, e nella mappa trovi dei pin, le puntine, che se tu la clicchi ti apre la pagina di quella puntina. Una volta aperta la pagina della puntina tu ti troverai le mie impressioni sul posto, ok? La descrizione dei parcheggi, se è adatto ai disabili, se è adatto ai bambini, agli animali, se è da fare in bici, eccetera, tutto quanto, le informazioni sul posto, tratte magari dal sito del comune o dell'attrazione, eccetera, eccetera, le fotografie che ho fatto, perché tra le mie passioni insomma c'è anche la fotografia, il video collegato che trovi comunque nel canale YouTube, e poi ovviamente la cosa più importante, il scaricati la puntina. Scaricandoti la puntina tu ti apri un file in Google Maps o nell'app Google My Maps, che è sempre di Google, dove ti si apre, non so, andiamo a vedere il fontanone di Goriuda, che è una cascata bellissima, un posto bellissimo. Tu lì, aprendo questa mappa, ti trovi nel telefonino la puntina dove parcheggiare, la puntina dove parcheggiare wild, la puntina di dov'è la cascata, la puntina dell'inizio del sentiero che porta alla cascata, eccetera, eccetera, eccetera. Tu clicchi ad esempio la puntina dell'inizio dell'ingresso della cascata, il navigatore ti parte e ti porta, indipendentemente che tu sei in auto, in bici o quello che vuoi, perché appunto non ha indirizzo civico ma coordinata GPS, ti porta proprio all'entrata di quel posto, proprio davanti, preciso in quel posto, e questa è una figata pazzesca. Oltre al sito, c'è la pagina Facebook, che però non uso particolarmente, se vuoi metterci il mi piace va benissimo, ok, mi fa piacere, però lì ci trovi magari solo i video dei posti, mentre sul gruppo Facebook, che è un po' lo specchio del vlog del canale, perché il vlog è diviso in viaggi e vlog, ok? Lì trovi ovviamente molta più gente e le cose ovviamente aggiornate in tempo reale, cosa che magari con i video ovviamente non sempre puoi avere. Ecco, appunto, prima che mi dimentichi, attenzione, i video, per quanto io faccia video non curati e quindi ci metta molto poco tempo rispetto ad altri a fare un video, comunque ho il lavoro, ho la fidanzata, ho gli amici, ho tante cose, e quindi non
non riesco a pubblicarli in tempo reale, perché molti, giustamente, non avendo mai montato un video, si immaginano che se questo video che stai guardando adesso, pensano, singano, è in quel parco lì, dai che vado a trovarlo. In realtà questo video magari è stato girato un mese prima, hai capito? Ti dico la verità, tanti non lo dicono, io te lo dico, insomma, ecco, è così. Cioè non puoi fare video in tempo reale, a meno che non fai dirette su Facebook, ok, ma là è tutto un altro discorso. Quindi lì sì, devi iscriverti, perché condivido tutti i video, e poi ci sono anche fotografie, poi ci sono anche i tu che postano i posti dove loro vanno a puntinare, quindi mettono il nome del posto, anche se diciamo no, un piacere che chiedo, però insomma sarebbe meglio per gli altri anche che quando tu metti un bel video, un bel posto dove sei, metti parte le coordinate, puoi mettere il link Google Maps. Tu da Google Maps, in base a dove sei, gli dai condividi e li trovi WhatsApp, Messenger, Facebook eccetera, e trovi anche copia link. Mettendo copia link ti copia in memoria il testo del link Google Maps e tu lo puoi incollare nel post o dove vuoi, hai capito? E quindi anche gli altri insomma possono raggiungere quel posto, insomma, è che è lo spirito del canale. C'è anche la pagina Instagram, però quella non la curo, non la seguo, io non sono un utilizzatore di Instagram, c'è solo qualche foto, qualche bella foto. Assieme a me c'è, spero ci sia ancora per tantissimi anni, anche se ora ormai ha 11 anni, c'è il mio cane, un American Pit Bull Terrier DBA, si chiama Amy, è il suo nome, che significa preferito, tradotto l'etimologia, e viene spesso chiamata CP, che è l'abbreviazione di cane pericoloso. Tutto questo è nato nei primissimi video come una sorta di giochetto, no? Perché una volta ero a passeggio con lei, ero lì pacifico, e una signora si è scandalizzata e fa quello è il cane pericoloso. E io non capivo, dopo ho capito che si rivolgeva a me, al mio cane, io guardo il cane e ho detto, a me sembra la Amy, però la signora ha detto che è cane pericoloso e allora ho detto ok, cambiamo le nome. Non vorrei dilungarmi molto, ho provato a essere più stringi possibile, però capirai che sono un grandissimo chiacchierone e per quanto mi impegni, vedi, infatti mi impapero di continuo a essere il più veloce possibile, comunque sì, sono un gran chiacchierone. Concludendo invece, no, dettagli, cosa importante, purtroppo da una parte, per fortuna dall'altra, perché spesso c'è molto da imparare, ci sono molti bambini che ci seguono. Attenzione, non fargli vedere i video ai bambini, o se vuoi farglieli vedere, guardateli prima tu e dopo decidi se farglieli vedere, perché ci sono molte parolacce, ci possono essere scene di nudo di gente che troviamo in giro in topless, eccetera, quindi evita, mi metti in imbarazzo se no, hai capito? A parte che vabbè, no, mi ricorderò sempre una volta un raduno, perché organizzo ogni tanto anche i raduni, le rimpatriate, cioè senza iscrizione né niente, cioè io dico ragazzi quel giorno ci troviamo lì, chi vuole venire venga, e erano venuti anche dei bambini, no? E allora ti anticipo che io una volta, o ogni tanto, ma una volta più spesso, dicevo, era lo slogan del canale, no? A inizio video magari mi svegliavo in un bel posto eccetera, guardavo fuori il panorama e dicevo buongiorno Italia, però c'era la sonno, no? L'affaticamento, dopo ci ripensavo, dicevo no, buongiorno un cazzo, e insomma dopo non l'ho più detto per via appunto di tutti i bambini che ci seguivano, e finché un giorno a un raduno, scusa se la prendo sempre larga, ma vedrai che cosa normale e tipica, vengono dei bambini lì a fianco a me, mi guardano e mi fanno oh ma buongiorno un cazzo? No! Vabbè dai Italia, ascolta, niente, il video conclude con iscriviti. Tu ti chiederai ma perché tutta sta gente chiede sempre di iscriversi? Allora, su YouTube giustamente ci sono tantissimi video, io col discorso che faccio anche video non curati, mettendoci meno tempo faccio più video come quantità, sono tanti i video del canale Le Puntine del Mondo, no? Soprattutto i dietro alle quinte, quindi molti YouTuber non te li propone, tu te li perdi e magari avevi piacere a vederli, hai capito? Quindi se tu ti iscrivi e soprattutto attivi la campanella, ti vengono le notifiche ogni volta che esce un video. Poi in base al titolo o all'argomento decidi tu se guardarlo oppure no, però intanto sai che c'è quel video, perché spesso
andiamo a vedere magari, a parte i posti interessanti, ma magari andiamo in concessionario a vedere certi tipi di camper, o i camper degli iscritti, dei tu, che ogni tanto ci troviamo, quindi entro nei loro camper, hai capito, magari uno sta cercando un camper usato, gli piace quello, oppure parliamo, non so, di una macchina fotografica che uno magari voleva prendere, quindi ci sono tante cose interessanti per tutti, e quella è anche una roba importante, ho detto il per tutti, è proprio il discorso che non devi guardare tutti i video delle puntine per forza e poi sentirti scontento se non parlavo di quello che volevi ascoltare, proprio perché ognuno ha i suoi interessi. C'è chi interessa veramente molto quando io parlo della mia macchina fotografica, se magari faccio un corso di fotografia, se parlo del mio camper, se parlo di filosofia, se parlo di tante altre cose, quindi semplicemente in base al tipo di video tu decidi se guardarlo oppure no. Sai che nelle puntine ci sarà comunque prima o dopo qualcosa che ti interesserà. Ecco, ora è arrivato il momento che devo fare tipo uno slogan a chiusura, un qualcosa di figo, ma no, restiamo in pieno stile, inquadratura alla cavolo, esposizione così a casaccio e fine senza senso. Ciao Italia.